ma io ero un'insegnante, ho insegnato insomma tutta la vita, poi una volta in pensione avevo tempo più libero. Ho fondato questa società agricola in 3, anche su consiglio lì dell'associazione di Castelmassa. Ho pensato di piantare pioppi e loro mi hanno veramente aiutato, nel senso che mi hanno detto che c'era la possibilità di avere il finanziamento, quindi un aiuto finanziario, e poi però ci siamo mossi noi insomma a cercare persone, i vivaisti, andare a vedere i vivai, insomma informarci. Io ho fatto anche dei corsi perché partendo da zero non sa niente, il corso sulla sicurezza e il corso per l'acquisto dei fitosanitari. Quindi ho imparato tante cose in questi corsi da persona che ignorava molto dell'ambiente, sia come si ragiona oggi in agricoltura, quindi essere informati, essere collegati con i media, insomma con internet, tenersi aggiornati sia per i finanziamenti ma anche per le novità che vengono fuori in seguito. Abbiamo pensato di fare la certificazione che ci impone ulteriori regole rispetto al finanziamento regionale, ma che ci permette anche di avere una cultura più ecosostenibile, cioè più rispettosa dell'ambiente, quindi ridurre al minimo gli interventi chimici. Il PSR del Veneto è stato per me un supporto molto importante, al di là dell'aspetto economico, perché quando si inizia una nuova attività, sapere che c'è chi ti segue, chi ti consiglia e che sei in sintonia con le scelte diciamo generali è sicuramente un aiuto fondamentale. Noi amiamo il verde e avere piantato i pioppi, vederli crescere così bene, siamo stati anche fortunati in questo senso sia dal punto di vista del clima e anche della scelta della cultura, è sicuramente molto molto gratificante. Adesso mio marito all'inizio era contrario, cioè non era così ben disposto, ci si è appassionato e questo è proprio indice del fatto che le cose ci danno soddisfazione.